Dopo una breve apparizione lasceranno domani il piccolo centro montano, luogo dove vennero ritrovati per fare ritorno alle loro destinazioni. Per 4 giorni la patera in oro, che volerà in terra londinese, e i 2 anelli aurei attesi a Siracusa, opportunamente custoditi e blindati, hanno impreziosito la vetrina del nuovo museo archeologico di Sant'Angelo Muxaro, che ha aperto i battenti nella serata di mercoledì. Il nostro sogno, l'obiettivo di questa amministrazione, siamo riusciti ad ottenerla e senza finanziamenti, con l'amore della gente e del dipendente della sovrintendenza del mio comune. Un altro miracolo che è la chicca di questo comune, di questo museo, è l'evento che oggi rientrano dopo 3 secoli, la patera che si trova custodita al British Museum e gli anelli che sono al Museo Paolo Orsi di Siracusa. È qualcosa di importante per il territorio. Finalmente, con grandi sacrifici e comunque con tanto voglia e piacere di aprire questa struttura in questo piccolo comune, che questa struttura di fatto non è solo del comune di Sant'Angelo Muxaro, ma è di tutto quest'ambito territoriale della valle del fiume Platani. Tanti sacrifici e direi con una scommessa che spero vinta. Un avvenimento sottolineato anche dalla presenza delle massime autorità provinciali, un sogno che si realizza 20 anni dopo l'acquisto dell'ottocentesco Palazzo Arnone in pieno centro, che ospita la struttura. In esposizione una significativa selezione di reperti provenienti dal territorio e dalla necropoli protostorica che si apre lungo il versante meridionale del colle. Il MUSAM, Museo di Sant'Angelo Muxaro, è diventato realtà grazie alla positiva sinergia fra il Comune e la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento. Finalmente uno dei siti archeologici più importanti della Sicilia ha il suo museo, è un lavoro importante che corona l'impegno che la Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento ma anche il Comune di Sant'Angelo Muxaro hanno incessantemente seguito ormai dalla fine degli anni 90, ma che insomma quest'anno si è proprio tradotto in una realizzazione concreta che era molto attesa da parte di tutti. E a Sant'Angelo, paese di origine del padre, è arrivato ieri sera Angelino Alfano. Il ministro dell'Interno, accolto dall'amministrazione comunale con in testa il sindaco e accompagnato dal prefetto di Agrigento Diomede, ha visitato il museo, ammirando con particolare attenzione ed interesse i pezzi forti dell'esposizione, la patera e gli anelli.